Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Info FVG a proposito di informazioni dal nostro territorio che noi ogni giorno vi proponiamo, ovviamente in forma sintetica, raccogliendo gli eventi principali del Friuli Venezia Giulia dedicati ad aggiornamenti, turismo, ma anche quello che accade nelle città della nostra regione. Oggi siamo nel capoluogo del Friuli, siamo a Udine insieme al sindaco Pietro Fontanini, che con noi fa un po' il punto di questo inizio anno, quali saranno le prospettive per l'anno nuovo, come si è concluso questo 2021. Sentiamo allora il sindaco Pietro Fontanini. Buongiorno, un caro saluto agli ascoltatori di Radio.0. È iniziato il 2022, un anno ancora con questo benedetto Covid. Vedete che anche il sindaco di Udine indossa l'FFP2, una mascherina importante per tutelarci da questa situazione che è ancora preoccupante. Anche qui in città Udine i casi di contagio sono alti, però dobbiamo continuare ad andare avanti mantenendo queste sicurezze, perché dobbiamo fronteggiare questa situazione. Non è come l'anno scorso, perché grazie ai vaccini riusciamo a fronteggiare meglio questa malattia. Allora questo 2022 per il Comune di Udine inizia ancora con manifestazioni importanti, continua la mostra La Forma dell'Infinito qui a Casa Cavazzini. Abbiamo avuto veramente durante le festività natalizie un grosso afflusso di pubblico, di visitatori, siamo molto soddisfatti. Poi su in Castello ricordo una mostra molto particolare dedicata all'architetto Marcello D'Olivo, un uomo che ha progettato tante cose in tutto il mondo, perché lui veramente ha fatto proposte in tutti i continenti del mondo, ma una cosa importante che noi friulani ricordiamo con grande affetto è la progettazione della Lignano Pineta, perché lui ha progettato questa forma circolare di Lignano Pineta, ma insomma per chi è appassionato di architettura venga a vedere la mostra di Marcello D'Olivo qui in Castello a Udine, perché troverà degli spunti molto interessanti di uno dei più grandi architetti che la città di Udine ha in pratica proposto. E poi, come sempre, tante iniziative. So che quest'anno sarà un anno soprattutto grave per quanto riguarda le bollette, il gas, luce, che hanno subito degli aumenti veramente incredibili, ma il Comune non ha chiesto più soldi ai cittadini. Abbiamo mantenuto le tasse al livello del 2021, quindi non abbiamo chiesto più soldi ai nostri cittadini, mantenendo i servizi ancora di qualità importanti in un momento che anche per noi è difficile, perché purtroppo causa il coronavirus, causa anche l'aumento dei costi delle materie prime, abbiamo delle ripercussioni e sentiamo questo momento molto impegnativo. Tuttavia siamo ottimisti perché l'economia sta andando abbastanza bene, abbiamo bisogno di fiducia e io spero che fra qualche mese la situazione sarà molto migliore rispetto all'attuale. In ogni caso un caro saluto a voi ascoltatori, venite a Udine a visitare queste mostre importanti che abbiamo e un augurio per questo 2021 che dobbiamo viverlo con più forza, con più determinazione, perché senz'altro deve essere un anno migliore a quello che ci ha preceduto. Grazie allora al sindaco Pietro Fontanini, il sindaco di Udine. Voi continuate a seguirci ogni giorno alle 11:15, il nostro Info FVG vi porta proprio a scoprire tutte le novità in Friuli Venezia Giulia. Tra poco andremo anche in montagna, quindi rimanete con noi, rimanete sintonizzati. Nel frattempo seguite le nostre meravigliose webcam live dal Golfo di Trieste, ma anche dalla montagna della nostra regione, dalla cima del Monte Lussari e Camporosso, per tanti bellissimi scorci dovunque voi siate.